Fratelli e sorelle, buongiorno. Sono grato al Signore per l'opportunità di essere in mezzo a voi questa mattina. Allo stesso tempo, con grande tristezza, ci guardiamo attorno e vediamo altri segni, i segni del potere distruttivo, della violenza, dell'odio e della guerra. Quante cose sono state distrutte e quanto deve essere ricostruito. È una tradizione, ma anche i frutti vivi della fede, che sono le benedizioni di Dio in questa terra. Vi incoraggio a non dimenticare chi siete e da dove venite, a custodire le vostre radici. Sicuramente ci sono momenti in cui la fede può vacillare, la loro intercessione. E ci sono anche i santi della porta accanto che vivendo in mezzo a noi riflettono celus. لنقف جميعا ولنتحد مع جميع العالم حتى نصلي مع بعضنا البعض صلاة التبشير الملائكي. Angelus Domini nunciavit Mariae, profiderebus affuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Amen.